Oggi siamo qui a Vesta di la Lingua in Bastia, siamo qui a Stellamare. Perché siamo qui? Siamo qui per mostrare la diversità, diciamo, e conoscenze intorno al mare. Dunque, stamane abbiamo visitato la struttura quanto è un laboratorio e questo pomeriggio sarà una storia intorno ai pescatori, dunque c'era una volontà di nostra di mostrare che in Bastia di noi c'era un saper fare intorno al mare. Sono tutti i pescatori sia di Bastia sia capicorsini che ci hanno parlato di signore, di tecniche tradizionali di pesca. C'erano i pescatori qui davanti e c'era una lea, i pescatori bastiacci costigavano, pescavano giusto qui, ciò che li chiamano ubineto, prima di chiamarsi occasione era ubineto. Siamo qui a Ogasone. A Ogasone andiamo per i primi anni, ne mangiamo le oste di Bonè e tutte le amiche, per quelli che conoscono mi intende e mi capiscono. Dunque, ciò che mi piace in questo lavoro che abbiamo messo in ballo è usare, ad intenzione di usare di storico di pesca, di l'uomo marittimo, di l'anziano, già ne sono dibattito con qualche anziano pescatore. La presa di coscienza di rigidità di salvare un mare e di sviluppare economia in giro al mare di un affare a pieno conto sicuramente e lavorare in giro il lavoro che ha fatto qui a Stellamare e altro per poi prima salvare il mare, lavorare in giro all'ecologia e sicuramente creare un'economia in giro e potenzialità del mare. Siamo in un progetto universitario, scientifico, culturale, economico abbastanza maggiore, che c'è veramente una vera riflessione non questo luogo di betto alle risorse marine, ma ciò che mi interessa anche più perché il progetto conosce di vedere come la lingua corsa è stata integrata giusto appunto in suo progetto. A ringraziarvi. Sapete che la lingua corsa è una primura per la miriade di Bastia, la presenza di un mare stamane era per appoggiare ciò che noi abbiamo in materia di lingua. Sapete che abbiamo fermato a Gartula di lingua corsa al terzo livello e ci sono quasi 200 azioni che sono previste per la municipalità di Bastia. L'importanza della lingua che noi abbiamo è che oggi ci possiamo sbramare in corso, ci capiamo, e io che sono presidente di tutti i pescatori francesi, quando le 14 regioni francesi e 4 domiane, c'è poca gente che si può sbramare, esprimersi in la sua lingua. La più grossa che noi arriviamo a vita, abbiamo fatto pesca, cominciamo a fare notte, eravamo partiti a Bastia con Fusella, con Pierrot. Dice, però oggi ne rientriamo non abbastanza. Io cosa faccio? Dice, allora allunghi, entra abbastanza in terra perché io cosa faccio? Dico su, faccio capo un altro sacro. Quando è lui un momento tu sei sbagliato, dice siamo qui, non ti rendi mica conto. Maronna, aiuterà tu me. Ma dopo ho visto, non mi ha spiegato quante miglia c'è. 10.000 largo. Tirato dritto e fa più un furia. Se lo si pesa al mare farà una fondo. Ne faremo fondo. Penso che il suo lavoro qui di recuperare la lingua dei più anziani e di darla ai giovani ce la fa via i liggei, ma ce la fa anche via una specie di lavoro comune tra noi e le generazioni. Ce le manera diverse e da maniera più naturale che lo ci fosse. C'è una trasmissione di noi di tutto questo patrimonio culturale e linguistico che va con un progetto innovante, di qualcosa di moderno, dunque c'è una lea tra ciò che noi siamo, ciò che è la nostra lingua, ciò che è lei e ciò che la può diventare di noi nella modernità. Mare, specchio di luce, per me sei il più bello, e la tua immensità.